Un anno fa il ciclone Vaia che ha lasciato segno, Foggia lo ha ricordato con un convegno curato da Fabio Ambrosini Bress, il primo che a bordo del suo parapendio ha documentato la tragedia vista dall'alto e ha una sua teoria sulle cause di quanto accaduto. Nessuno ha mai spiegato il fenomeno meteorologico nel dettaglio che è successo nell'altopiano dei 7 comuni. La causa principale è stata una forte depressione che si è instaurata nel Mediterraneo, sospinta da venti di scirocco, è salita verso nord-est ed ha interessato il Triveneto, prettamente le montagne del Triveneto, per cui anche l'altopiano dei 7 comuni. Una distruzione con numeri da paura. Solo nel territorio del comune di Foggia sono stati abbattuti circa 75.000 metri cubi di legname stimati, e a fronte di un taglio medio annuo di 1.200-1.500 metri cubi annui. Questo significa che è stato abbattuto circa delle metri cubi di legname per come 62 anni di lavoro. L'aggiudicazione delle aste è andato benissimo, è stato aggiudicato circa il 95% del legname. Le azioni è di portare un po' di pazienza, ma aspettare un po' di tempo per riuscire a sboscare e portare via tutto il legname. Un avvenimento che non ha impedito agli amanti della montagna di continuare a recarsi in quei luoghi. Nonostante questo evento ci abbia sicuramente coinvolti dal punto di vista emotivo, amministrativo e anche economico, possiamo dire che non registriamo un calo dell'affluenza turistica nelle nostre zone, anzi molte persone, molti affezionati al luogo si sono recati qui proprio per constatare eventuali danni e ci hanno manifestato vicinanza.